Fasce protette e riservate negli esercizi commerciali per l'ingresso delle persone con più di 65 anni, mascherina anche in casa propria e di altri, negozi chiusi le domeniche e i festivi, obbligo di consumare al tavolo ai bar già dalle ore 15 fino alle 18, sospensione delle lezioni di educazione fisica, musica e canto nelle scuole di primo e secondo grado, niente multe ma regole condivise che tutti possano rispettare, ha spiegato il presidente del Friuli Venezia Giulia, illustrando le nuove misure anti-Covid che entreranno in vigore da sabato. Questa ordinanza vuole darci delle regole condivise con la popolazione, con gli amministratori locali, cercando di tenere in equilibrio la maggior sicurezza possibile dal punto di vista della salute, senza incidere troppo su attività economiche. Con questo, ad esempio, la chiusura domenicale dei grandi centri di vendita e anche nelle fine settimana, anche il sabato, oppure dei negozi la domenica, l'obbligo di effettuare consumazione seduti ai bar e nei ristoranti dopo le 15 per evitare appunto aggregazioni che abbiamo visto nei giorni pregressi, evitare di fare attività motoria in luoghi affollati, quindi andare in posti isolati dove non ci può essere il contatto con altre persone, e quindi una serie di misure che possano rafforzare la sicurezza, ma non solo. Devo dire che questa ordinanza, oltre a trovare l'intesa del Ministro della Salute, abbiamo chiesto anche un tavolo che si terrà la prossima settimana al fine di prevedere dei ristori per le categorie che vedono una limitazione delle loro attività. Un'ordinanza condivisa con il Veneto e l'Emilia-Romagna, un tavolo comune che rimarrà operativo per rendere più autorevoli anche le trattative con il governo. E anche di fare misure più coerenti, perché ovviamente territori limitrofi necessitano di un coordinamento nelle misure che vengono messe in atto, perché altrimenti non avrebbe risultato l'ordinanza di una singola regione se dopo c'è qualcosa che si contraddice magari in un territorio limitrofo, come per esempio fra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto. Inoltre nell'ordinanza abbiamo messo una raccomandazione, che è solo raccomandazione per adesso, però per i negozi medi e grandi, di poter garantire le prime 2 ore di apertura alla popolazione over 65. Questo per essere chiari: gli over 65, cioè le persone più anziane di 65 anni, non hanno l'obbligo di andare solo in quelle 2 ore, possono andare durante tutta la giornata. Però vogliamo creare una fascia protetta per chi vuole essere in maggior sicurezza, sa che in quelle 2 ore godrà di maggiore sicurezza. Per adesso una raccomandazione, perché ovviamente l'organizzazione anche per il commercio non è semplice, però cerchiamo di andare in quella direzione proprio per tutelare la fascia più a rischio della popolazione, perché penso che soprattutto i nostri anziani abbiano il diritto di essere maggiormente tutelati.